Si fa una vendemmia solidale a fin di bene, è assolutamente un motivo validissimo, è una bellissima iniziativa. Ci si diverte, si raccoglie e poi si mangerà anche. Siamo un gruppo di rumeni, è un divertimento perché non facciamo questo di solito, quindi una giornata al sole in compagnia è bellissimo. Alle Manzane a San Pietro di Feletto, la 7ª edizione della vendemmia solidale, in 400 in festa nel vigneto di Ernesto Balbinot. Intere famiglie e un testimonial d'eccezione. Sammy Basso, il 22enne di Tezze sul Brenta, è intervenuto perché il ricavato del prosecco realizzato con l'uva vendemmiata sarà devoluto all'Associazione Italiana Progeria Onlus. Mattiniero nell'unirsi ai vendemmiatori insieme al presidente del Veneto, Luca Zaia. Lui ha iniziato prima di me comunque. Io non avevo mai vendemmiato sul serio, avevo raccolto altra frutta, ma la vendemmia è un fascino particolare. Chiunque viene qua a vendemmiare sa che darà il suo contributo alla ricerca e poi proprio il vino che ne verrà fatto darà il suo contributo alla ricerca. Dunque il valore principale è proprio questo. E poi però raggruppa tradizione, cultura e anche voglia di stare insieme, che insomma è il massimo. È una festa, infatti noi la chiamiamo festa della vendemmia, giusto Sammy? E qui c'è un ricercatore, un neolaureato che è Sammy Basso, la ricerca, la progeria, ma anche la denominazione più grande al mondo, 540 milioni di bottiglie di Prosecco. Se dessimo un centesimo per ogni bottiglia, pensa che ricerca riusciremo a fare. Un invito a riavvicinarsi alla natura, che ce n'è bisogno, basta questi social, tutto troppo social, stiamo perdendo il contatto con la realtà. E poi chiaramente caricherò anche io un po' di materiale sui social dopo. Abbiamo degli ospiti speciali. L'uva è bella, non potrà che venire un prosecco superiore ottimo. Oltre al territorio, oltre a tutta la gente che c'è, è una raccolta con il cuore, per cui anche il vino verrà fatto con il cuore. Alle Manzane tappa anche dei partecipanti alla Prosecco Cycling, un breve ristoro prima di affrontare la salita a Ca del Poggio. Un motivo di unire lo sport alla solidarietà, alla vendemmia e di far conoscere anche ai ciclisti di tutta Italia e non solo, perché ci sono anche parecchi esteri, la nostra zona, il nostro territorio. Questi 15 giorni abbiamo carri, canti, gente che vendemmia, tutti contenti, speriamo solo nel bel tempo.